Osserviamo la parete frontale. Attraverso questa architrave, questa porta, si accede ad un cortiletto. Sulla destra e sulla sinistra due torri d'angolo. Di fronte a noi l'ingresso originario della torre centrale, che funge da mastio del complesso. Vedete un ingresso con l'architrave monolito, al di sopra la finestrella di scarico, e sulla verticale vedete, già osservate dei massi già spaccati, un'altra finestrella di là, e ancora più in alto la porta che dà sul primo pavimento, sulla prima sommità della Tolos. Ma secondo te aveva ragione il Pittau a dire che questo era un tempio o aveva ragione Lillio a dire che era una fortezza? Io sono del partito di Lilliu, secondo me questa era una fortezza. Adesso individuiamo questa parete, osserviamo questa parete come si appoggia alla torre centrale. Vedete che si chiude, non si sa se veniva chiusa completamente e che quindi anche qui ci fosse una Tolos. Si sa soltanto che questa raggiungeva l'altezza poi degli spalti che giravano attorno al mastio centrale. Entriamo in queste due capanne d'angolo del quadrilobatto per vedere che cosa è stato individuato dopo gli scavi. Nicchia sulla destra, qui, nicchia sulla destra, ingresso alla torre d'angolo con